On many occasions in the past, the foreign affairs of our region played a crucial role in the national and international arena. Presidente Serracchiani, lei ha aperto oggi Oberwoon 2017, una manifestazione organizzata dal Liceo Scientifico Guglielmo Bernardi di Trieste con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. Per 3 giorni gli studenti vestiranno i panni di delegati dell'ONU. Bisogna ringraziare davvero gli studenti, sono stati fantastici, così come anche gli insegnanti, la dirigente scolastica. Ci siamo incontrati a maggio dello scorso anno, mi hanno parlato di questa iniziativa, un'iniziativa davvero molto formativa. I ragazzi diventeranno per 3 giorni delegati delle Nazioni Unite, quindi si occuperanno di temi globali, della pace come della stabilità economica, come di altri temi che stanno in questo momento occupando non solo le pagine dei nostri giornali ma anche le nostre teste pensanti. Penso ad esempio ad una crescita, ad un'economia sostenibile. Si occuperanno di questi temi, quindi lo faranno per 3 giorni, lo faranno per la prima volta a Trieste, quindi davvero complimenti ai ragazzi e auguro loro un buon lavoro, e sarà sicuramente l'esito di questo lavoro estremamente utile anche per le nostre amministrazioni. Con il sistema dell'ONU la Regione Friuli Venezia Giulia intrattiene già delle relazioni, degli accordi? Sì, abbiamo messo a disposizione queste nostre relazioni dei ragazzi, abbiamo messo a disposizione anche il Palazzo della Regione, sarà l'occasione per affinare queste nostre relazioni, aiutarli a comprendere quali sono le dinamiche internazionali e anche aiutarli a prendere delle decisioni importanti. Boys and girls, today and for these following days, we're here as committees, chairs, delegates of different countries.